Bentrovati, eccoci qua per presentare una nuova rubrica, più che rubrica sportiva, diciamo che è uno spazio, lo spazio FIGC di Agrigento, che è appunto una rubrica sportiva dove si parla chiaramente di calcio a tutti i livelli. Voi sapete che l'attività della FIGC è abbastanza varia, non si parla soltanto di calcio a livello di terza categoria, ci sono le rappresentative, c'è il calcio a 5, ci sono i corsi, ci sono i corsi scolastici per l'avviamento dei giovani, appunto per farli entrare piano piano in quello che è il gioco più bello del mondo. E per questo motivo abbiamo pensato insieme alla proprietà di TVA, ma anche d'accordo con il presidente della FIGC Agrigento Stefano Valenti, che noi salutiamo e vi diamo il benvenuto nei nostri studi. Grazie, buonasera a voi. E che abbiamo pensato di creare questo spazio. Tante volte, ecco, così non si conoscono quali sono le attività che si svolgono nella nostra provincia. Questo è un pretesto per poterne parlare. Tante volte non si parla mai, per esempio, di terza categoria, lo facciamo una volta alla settimana magari sul nostro quotidiano La Sicilia, caro Tonino Butera, che è qua insieme ai nostri ospiti. Con Angelo Caramanno parleremo per esempio delle rappresentative, abbiamo anche la rappresentante del genere stesso e vi spiegheremo anche il motivo. Abbiamo Carmelina Ciranna, Carmelinda, ecco, dobbiamo specificare, non Carmelina, Carmelinda. E poi abbiamo il nostro dirigente del Montallegro Calcio, Giuseppe Cuffaro. Bene, con loro noi ci soffermeremo per parlare a 360 gradi di quello che è partito proprio in queste ultime settimane. Stefano, e allora dopo un'estate lavorativa, perché non si ferma mai di lavorare, ecco, finalmente ai nastri di partenza diversi campionati a tutti i livelli. Parliamone. Sì, hai detto bene tu, per noi l'estate non è diciamo, un periodo di riposo, ma è un periodo di programmazione per l'anno successivo. E devo dire che con i nostri componenti, con Angelo, con Tonino e con gli altri componenti della nostra delegazione, ora possiamo dire che abbiamo iniziato la nostra attività come da programma. Ci eravamo prefissati di fare un campionato di terza categoria e l'abbiamo fatto, partito la settimana scorsa, un bel campionato con 12 società, anzi 13, di cui una l'abbiamo dato in prestito a Trapani, con 12 società, un girone dei juniors con 11 società, poi abbiamo 9 società, un girone degli allievi con 11 squadre, con i giovanissimi 3 gironi di 8 squadre con 24 società e man mano anche l'attività di base con gli esordienti. C'è stata una larga adesione, mi sembra, quest'anno. Sì, abbiamo aumentato i numeri, devo dire che abbiamo aumentato i numeri, ma più mi preme anche dire che abbiamo avuto accanto a noi anche un po' di più autostima nei confronti di quello che noi vogliamo sempre dare, non solo quello di organizzare i campionati, come di solito facciamo, ma essere più presenti nel territorio. Quindi abbiamo avuto anche più consenso da parte delle società e più collaborazione nel divulgare il fair play e nel comportamento in genere. Devo dire anche che abbiamo aumentato anche nel calcio a 5, perché forse non per la prima volta, ma da quando ci sono io, questo è il quinto anno, abbiamo presentato a Palermo 5 società della Serie D di calcio a 5, di cui 4 ad Enna e una con Trapani. Di conseguenza speriamo il prossimo anno con l'aggiunta di altre 2 o 3 società potremmo fare un girone agrigentino di calcio di Serie D calcio a 5. Devo dire che la nostra attività è partita, come dicevo poco fa, da programma, è partita con tutti i campionati, da quello della terza categoria alla juniors, agli allievi. Non ultimo, questa settimana per la prima volta forse siamo riusciti a far partire un campionato dell'attività di base dagli esordienti ai piccolini nel mese di novembre, che di solito sono tornei, manifestazioni che partono un po' tardi, invece quest'anno con la nostra convinzione che anche i bambini devono avere uno spazio non solo nel periodo estivo ma in tutto l'anno sportivo, abbiamo tentato e devo dire abbiamo già programmato e fatto partire dei tornei già da questa settimana.
Quest'anno, ecco, ora parliamo con Angelo Caramanno delle nostre nazionali, io le chiamo nazionali, sì, più che rappresentative, nazionali della nostra provincia. Quest'anno abbiamo gli Under 17 che sono gli ex allievi, oltre la Juniores che fa un campionato a sé, e poi i giovanissimi che si chiamano quest'anno Under 15. Già c'è movimento anche per quanto riguarda queste due rappresentative. Sì, nel nostro picco era nazionale. C'è la possibilità di far vedere i giovani che tutti i giorni si allenano con sacrifici con i loro tecnici a livello provinciale e a livello regionale. Li vogliamo nominare chi sono questi tecnici? Sì, abbiamo formato con il Presidente naturalmente dalle esperienze passate e sono andate bene degli staff, non facciamo solo un selezionatore per i giovanissimi e gli allievi, li chiamano così per comodità. Ma abbiamo fatto degli staff, gli staff abbiamo confermato negli allievi, Lillo Giardino l'anno scorso abbiamo vinto il torneo, quindi era d'obbligo convocarlo e confermarlo, sto scherzando, Lillo è un ottimo tecnico, quindi abbiamo la fortuna di averlo tra di noi. Come vice collaboratore quest'anno abbiamo Carmelo Giordano, non c'è più Sossaruta che per motivi diciamo, di impegni personali del lavoro non è stato nelle condizioni di poter eseguire la rappresentativa e quindi ha declinato l'invito, e abbiamo un ottimo collaboratore Carmelo che ci collabora alla grande, uno molto attivo, uno che si impegna e uno che riesce a dare pure qualità a questo staff. Poi il nostro coordinatore degli allievi che è Tonino Butera, riconfermatissimo alla grande, Tonino è uno molto attivo, uno che si impegna, uno che riesce a programmare e a far partire diciamo in tempo tutte le attività che fa ogni staff. Poi per quanto riguarda i giovanisti abbiamo confermato Costantino Soglia alla guida tecnica, come vice non c'è più Rotolo che ha trovato squadra e quindi anche lui ha altri impegni, non è stato nella condizione di poter accettare il nostro invito, e abbiamo Saverio Guardino, un tecnico di sciacca, quindi ci permette pure di avere la possibilità di avere un tecnico che guarda la parte di sciacca, Ribera, quindi siamo nella condizione di avere un'ampia visione di tutti i gironi e quindi siamo nella condizione di coprire tutto il territorio. Già siamo partiti da abbiamo fatto 4 raduni, siamo nella condizione già di poter diciamo, avere una mezza idea di come sono formate le due rappresentative, ancora non c'è nulla di concreto. La prossima settimana abbiamo altri 2 raduni per vedere di un attimino mettere su 2 squadre competitive, perché il 22 abbiamo la prima partita che giocheremo in casa con il Ragusa. Il torneo come l'anno scorso sono a Favara con Ragusa, a Favara già definitivo a Favara con il Ragusa, e il torneo è come l'anno scorso, ben diciamo strutturato, perché ci sono 10 delegazioni, 2 gironi da 3 e 1 da 4. Noi siamo a sorteggio, siamo usciti con Ragusa, Caltanissetta e Trapani. Giocheremo la prima in casa con Ragusa, la seconda è fuori casa con Caltanissetta, la terza in casa col Trapani. Mi sembra che sia una classifica unica. La prima volta che si giochi con la rappresentativa di Ragusa, perché solitamente siete stati sempre accoppiati. Altre volte quando io ero diciamo, selezionatore abbiamo pure giocato con Ragusa, qualche volta spesso troviamo Trapani, Palermo, Caltanissetta e quel triangolo là. Però Ragusa l'abbiamo pure incontrato altre volte, quindi dopo vari raduni siamo nella condizione diciamo, di poter partire. Diciamo, speriamo di fare una bella figura come abbiamo fatto l'anno scorso, e la cosa principale che noi diciamo sempre ai tecnici che ci portano i ragazzi, di portarci non i campioni, ma i ragazzi educati, bravi ma educati, perché noi lavoriamo sempre, un nostro pallino del presidente, mio, di tutta la delegazione, il fair play, le persone educate, le persone che si comportano bene e danno l'esempio, perché chi fa parte della nostra nazionale, come l'hai chiamata tu, deve essere un ragazzo da esempio. Quindi il ragazzo sa benissimo che nel momento in cui fa parte della rappresentativa, se viene squalificato dalla possibilità, automaticamente si dà un cartellone rosso, lui stesso non potrà far parte della nostra rappresentativa, quindi deve essere esempio per gli altri, e quindi diciamo che siamo nelle condizioni di poter essere già pronti per il giorno 22. Carmelinda, ci siamo? Sì, siamo. Tutto a posto? È un salotto il nostro, quindi proprio in gestando. Ecco, noi dobbiamo invece spiegare ai nostri amici telespettatori chi è Carmelinda Ciranda. Cosa ha fatto? Ha mai giocato a pallone? Lo vuoi dire cortesemente? Io lo so, ma è meglio dirlo ai nostri amici. Sì, sicuramente ho un percorso calcistico bello vasto, perché ho iniziato nel mio paese, perché io sono di Favara. Ho fatto 6 anni nel Favara, nel lontano 1993. Poi ho fatto esperienza in Serie A col Gravina,
anzi prima in Serie B col Cammarata. Sono Voleva stati quelle 2 cammaratesi. anni molto importanti che mi hanno aperto appunto le porte per andare in Serie A. E da Gravina poi sono passata nella Ludos Palermo, che attualmente ancora milita, vabbè, in un campionato di Serie C regionale. No, anzi non è regionale, è proprio... No, regionale. È regionale, quasi regionale. meridionale, perché ci sono le calabresi, mi sembra. se non Sì, sbaglio. sì, sì. È Interregionale. meridionale. Sì, interregionale, ecco, non mi Interregionale. veniva. E quindi da lì ho finito proprio la mia carriera poi nel lontano 2006-2008. Non abbiamo detto però una cosa molto importante. Sì. Che ruolo tu occupavi? Allora, io facevo l'esterno di centrocampo, la cosiddetta ala. Io facevo i solchi lungo il campo. Era un ruolo abbastanza importante che oggi come oggi è un po' difficile da riscoprire. E dopo tanti anni di calcio giocato, ecco, hai pensato, dopo aver Bene di preso fermarmi, le però scarpe al chiodo, però di intraprendere sì, che cosa? anche perché no, poi ho smesso per una serie di motivi, però ogni volta che cercavo di smettere di giocare, non so perché, è stato sempre il calcio a venirmi a cercare. E quindi ho iniziato a giocare così per un ente di promozione sportiva a calcetto. Però da lì mi sono rotta il tendine d'Achille purtroppo. E allora mi è stato proposto in seguito di allenare la squadra dove io giocavo. È stata una bellissima esperienza, durata 3 anni, dove mi è servito a capire cosa avrei voluto fare in seguito alla mia carriera calcistica, appunto da Ed ecco la giocatrice. scelta di partecipare a un corso. E quindi ecco che si è arrivata alla scelta di partecipare a questo corso UEFA C, grazie al presidente Stefano Valenti. Che poi si rilascia un attestato che è valido sia per i maschi che per le ragazze, Sì, cioè puoi anche tutto il allenare settore squadre maschili. giovanile, tutto, sì, sia dai primi calci fino agli allievi. Certo, non so ora in futuro le proposte che arriveranno, però sono aperta ad allenare sia il maschile che il femminile. Non nego che sicuramente mi piacerebbe allenare più le ragazze, in modo da fare cambiare, diciamo, questa cultura che c'è, la differenza che c'è dal maschile, al femminile. sì, al femminile, perché ancora siamo molto lontani, Ecco. se parliamo di mentalità. Ecco, da questo spazio ecco, noi lanciamo anche un messaggio per tutte quelle ragazze che si vogliono avvicinare Infatti. nel mondo del calcio. Abbiamo un allenatore, un'allenatrice, chiamiamola allenatrice, si chiama sindaca. Chi è sindaco femmina, allora chiamiamola allenatrice. Quindi c'è la possibilità di potersi avvicinare, poi magari ne parliamo o attraverso anche la nostra federazione. Vediamo un po' quello che potrà succedere. Il dado è tratto, dicevano gli antichi. Speriamo che succeda qualche cosa di positivo. Sì, sì. Allora, Tonino, sei stato riconfermato in quella che è la rappresentativa degli allievi e dirigente accompagnatore. Lo scorso anno ti sei presa una bella soddisfazione perché la tua squadra è diventata campione regionale e quest'anno bisogna ripetere l'impresa, o no? Certo, uno prova a ripetersi, comunque il nostro obiettivo è quello di mettere in luce tutti i ragazzi che la nostra provincia offre e noi siamo qua per questo. Questo le società penso lo abbiano ben capito, io avevo lanciato un appello l'anno scorso e quindi le società stanno rispondendo abbastanza bene sotto questo aspetto, magari abbiamo piccole difficoltà nell'organizzare gli stage per quanto riguarda, questa comunque è una pecca che abbiamo in provincia delle strutture sportive. Io avevo un grosso punto d'appoggio nel mio paese, tu ben sai, Aragona, purtroppo quest'anno lo stadio è stato chiuso, speriamo
di rivederlo con un manto in erba sintetica verde. È da tanti anni che ne parliamo, però penso sia arrivato il momento della conclusione di questa lunghissima telenovelas. Stanno facendo la gara d'appalto, quindi penso che il prossimo anno anche noi come federazione, sindaco permettendo e amministrazione, porteremo ad Aragona, se possibile, le nostre rappresentative in una struttura nuova. Questo è un mio obiettivo, devo dire sinceramente, a cui tengo molto. Il Presidente Valenti lo sa, e se sarà il caso di creare qualcosa di positivo lo faremo in una struttura dove magari è meno trafficata, tra virgolette. L'unica difficoltà è questa, di trovare le strutture, però i ragazzi stanno rispondendo e la società, devo dire, alla grande, anche perché noi non facciamo solo un lavoro come vorrei dire, facciamo un lavoro durante le partite, facciamo un lavoro certe volte anche durante le amichevoli, ad andare a vedere questi ragazzi, e non vogliamo assolutamente, e non togliamo a nessuno il piacere di rappresentare la nostra piccola nazionale, come diceva Angelo Caramanno. Per il resto, la grossa soddisfazione che abbiamo avuto l'anno scorso non è stata assolutamente solo quella di vincere il torneo Brucato, bensì di vedere 5 nostri ragazzi della rappresentativa e gareggiare per il torneo delle regioni. Questa è stata una grossissima soddisfazione. Come grossissima soddisfazione è quella di vedere allenare questi ragazzi un tecnico della nostra provincia, che è Antonio Mulè, che è stato, tra le altre cose, dico a prescindere dalla mia conferma, perché poi alla fine noi facciamo parte di una delegazione, quindi facciamo tantissime attività, seguiamo tante cose. Antonio Mulè è stato riconfermato come tecnico della rappresentativa regionale, e questo fa onore alla provincia, come fa onore avere una società, e ce ne sono tante, come il Santa Sofia, che lavora a 360 gradi sul calcio maschile, sul calcio femminile. Noi siamo stati con il Presidente anche a Licata per vedere delle manifestazioni che si sono organizzate, e fa veramente piacere vedere l'evolversi, diciamo, della federazione, che sta seguendo tantissimo calcio a 5 e calcio femminile, lo vuole assolutamente incrementare, e piano piano penso che i piccoli passi si vanno facendo. Complimenti a Mulè. Complimenti a Mulè. Sì, complimenti a Mulè, però io volevo aggiungere una cosa per le rappresentative. Intanto ringraziare tutti i tecnici e lo staff per il loro lavoro che fanno, che ripeto è un lavoro solo e esclusivamente di volontariato. Quindi per l'impegno che mettono nel seguire queste rappresentative, a tutti e due gli staff alleve giovanissime, ringraziare le società che ancora rispetto agli anni precedenti si stanno avvicinando ancora di più, perché forse no, sicuramente capiscono i sacrifici che facciamo e le nostre intenzioni, che è quello di valorizzare il nostro prodotto. Tra l'altro forse anche Tonino ha dimenticato che tra questi elementi c'è un certo Guadagnoli del Favara che è andato alla Lazio, quindi è una bella vetrina anche sotto questo punto di vista. Credo che fa un ragazzo rappresentativa che è stato visto, che ha preso il volo in una società professionista. Tra le rappresentative, chiudo, volevo anche menzionare la nostra rappresentativa da quest'anno di calcio a 5, per la prima volta, diciamo da diversi anni, che ormai era stata messa accantonata. Grazie all'intervento ancora una volta del nostro Presidente Santino Lopesti siamo riusciti ad avere un'altra rappresentativa, dare un'altra visibilità al calcio a 5. Questa rappresentativa è guidata anche qua da uno staff formato, guidato dal nostro Totò Contino come delegato provinciale di calcio a 5 e dal tecnico selezionatore Giacchi Giardina, che attualmente diciamo, è il nostro tecnico della rappresentativa. Ma c'è un bel fenomeno che si sta svegliando qua in provincia di Agrigento. Finalmente l'amministrazione sta andando incontro alle varie società per ristrutturare i propri stadi. Aragona l'ha detto Tonino Butera, io aggiungo Porto Empedocle, che a quanto pare c'è qualche cosa che si muove. Ma Montallegro che facciamo, Giuseppe Cuffaro? Montallegro, come tutti i piccoli comuni della provincia di Agrigento, vive una situazione praticamente di degrado dal punto di vista delle attrezzature sportive.
Il problema è legato al fatto che i comuni e le amministrazioni non attenzionano determinati fondi che mettono a disposizione l'istituto di credito sportivo, per esempio, o tante varianti. Disattenzione, c'è un po' di disattenzione, e per lo più l'azione, le attività sportive vengono bistrattate anche si pensa ad altro, si pensa ad altro, forse la mole di lavoro politica per sistemare i comuni tende a far sì che le amministrazioni si concentrino sulla normale amministrazione e non anche ad attenzionare l'attività sportiva e le associazioni sportive che gravitano all'interno di un comune. Noi per esempio è il terzo anno questo è il terzo anno, ci accingiamo a fare il terzo anno di un campionato di terza categoria, grazie a sponsorizzazioni anche dall'estero. Un nostro caro compaesano, nonché cavalier Damiano Ferraro, lui montallegrese di origine, che ha visto di buon occhio la nostra attività sportiva, la nostra attività a Montallegro, e ci ha pagato addirittura l'iscrizione al campionato di terza categoria e vuole che ci accingiamo e continuiamo a migliorare come stiamo facendo, perché fondamentalmente noi abbiamo sposato fin dall'inizio praticamente l'idea che ha il presidente Valenti di calcio. Io praticamente nasco calciatore e divento dirigente dopo 25 anni. E quella la strada è quella. È sempre la strada, è sempre quella. Ho avuto il mister Caramanno come mister della rappresentativa provinciale. Ha pure vinto il titolo regionale. anche Stefano Valenti. E il nostro lavoro, quello dei dirigenti, è quello di far sì di mettere all'interno di questi ragazzi, che soprattutto sono 20-25 ragazzi di Montallegro, Cianciana e Cattolica Eraclea, che il calcio non è solo quello giocato in quei 90 minuti dove devi pigliare a pugni gli avversari, l'arbitro, chi che sia. Il calcio è quell'azione che ti mette a disposizione 20-25 ragazzi, di mettersi a contatto fra loro e cercare di costruire un rapporto di amicizia. Io nell'arco dei miei 30 anni di calcio ho conosciuto milioni di gente e tutt'oggi sono in contatto con loro e hanno accresciuto il mio modo di essere, fondamentalmente. Questo noi, il mister Colautti e tutti quelli dello staff dell'SD Montallegro, a partire dal nostro tuttofare Mangiavillano e il vice allenatore Piero Costa, attenzioniamo questi aspetti, perché per noi è quell'incipit che ci permette di portare avanti di anno in anno, anche con fatiche, la terza categoria montallegrese. Noi approfondiremo il discorso sulla terza categoria, perché è giusto anche menzionare anche le altre squadre che si sono presentate ai nastri di partenza, poi magari accenneremo di chi si tratta. Ma ora, anche per spezzare un po' il ritmo del salotto, ecco, io inviterei la regia di mandare la prima serie di interviste dove c'è Aldo Violato, che è il nostro responsabile del settore giovanile scolastico della Sicilia, Rosario Argento, che è un ex dirigente ed ex responsabile delle giovanili del Palermo, e Massimiliano Osman, responsabile federale. Quindi vediamo un po' di seguire questi. Sono state effettuate dalla nostra. Siamo con Aldo Violato nella delegazione di Agrigento, una tavola rotonda per parlare di calcio giovanile, di talenti e di come si deve gestire il giovane che si approccia allo sport del calcio. Penso che sia stata una serata molto interessante. Abbiamo constatato che i ragazzi che hanno partecipato al corso UEFAC sono, oltre che preparati, hanno veramente molta volontà di far bene e di lavorare presso le nostre società del settore giovanile e presso le nostre scuole di calcio. Questo ci soddisfa tantissimo, speriamo che i risultati vengano,
ma con la buona volontà, con il buonsenso e con l'attaccamento ai valori che il calcio offre ai nostri giovani, penso che realmente avremo sicuramente quelle soddisfazioni che tutti ci aspettiamo da questi ragazzi. La presenza importante di Rosario Argento, ex dirigente della città di Palermo, per dare il suo contributo a una tavola rotonda che si è svolta alla delegazione di Agrigento, a portare il suo contributo, appunto, Argento. È sempre un piacere poter dare un contributo relativo all'esperienza avuta negli anni e poi portarla e fare proselitismo, soprattutto ripartire dalla base, dalla preparazione e dalla formazione delle nuove leve del calcio che speriamo possano riportare il nostro territorio, quello siciliano in particolare, a poter ricercare veramente i talenti per avere un futuro migliore, ma soprattutto per migliorare quello che è la disciplina sportiva dedicata al calcio. Le sue esperienze sono state, diciamo, di un certo livello e professionistiche. Che consigli diamo a queste società dilettanti per poter far emergere i propri talenti? Intanto è importante sempre allargare la base, ma oltre a dare le nozioni tecniche bisogna migliorare i processi formativi, cioè bisogna parlare moltissimo con i ragazzini, con i bimbi, ma anche con i genitori. Cioè allargare la base significa questo, significa creare proselitismo, ma allargare la tavola di interessi a tutto il movimento, cioè il calcio non è un bene di pochi, il calcio è un bene di tutti. Allora noi dobbiamo avere questa forza di riuscire a fare interessare a questa disciplina a tutti, anche alla mamma che magari dice a me il calcio non mi interessa. Creiamo dei momenti di coinvolgimento anche delle persone che magari non lo hanno mai seguito, ma che magari tramite il figlio diventano anche loro fattori importanti della crescita del nostro movimento. Massimiliano Osman stasera ad Agrigento per un'importante tavola rotonda. Di che cosa si è discusso e cosa si deve fare per migliorare lo sport giovanile, il calcio giovanile in Sicilia? Ma contento di essere qui oggi. Abbiamo discusso con i corsisti UEFA C della selezione, della cura, del talento. Quello che più ci preme oggi è appunto avere questa grande cura del talento già apparente, ma del talento soprattutto nascosto, quello che comunque tenta ad arrivare, che è un po' tardivo, dove invece là ci può essere tantissima risorsa. Ecco, lì tramite del metodo induttivo, il cercare di far ragionare il giocatore, fare domande, creare i problemi, mettere in condizione di toccare molte volte la palla, tutta una serie di cose che spingono il ragazzino a giocare liberamente, sperimentando, sbagliando, e lì c'è il momento di crescita per il ragazzino. Come si lavora in Sicilia e cosa si potrebbe fare per migliorare soprattutto? Allora, io negli ultimi anni ho visto una grande voglia di emergere. Ho visto gente giovane, ecco, ho visto molti giovani appassionarsi e cercare sempre di fare meglio. Questo è lo strato su cui noi puntiamo. Questi giovani che stanno veramente cercando di fare tutto il possibile per emergere in una terra difficile, perché abbiamo poche infrastrutture, queste cose le sappiamo, accompagnate dai più anziani, chiamiamoli così, i senior, che comunque mettono a disposizione dei giovani la loro esperienza. Ecco, la nuova formazione degli allenatori in Sicilia mi sta piacendo. Vedete, in questi campi impolverati della provincia nascono i campioni. E abbiamo dei casi importanti. Non dimentichiamo Scifo di Aragona. Io poi ricordo un ragazzino quando è venuto a fare addirittura il provino con l'Acragas. Fortunatamente non lo presero, non so per quale motivo, ed ebbe fortuna poi in Belgio. Ed ora è il caso anche del giovane Grifo, nato a Naro, dove ha tirato i primi calci proprio sui campetti o diciamo negli spazi di Naro, poi è andato in Germania ed eccolo che si è affermato come calciatore e Mancini lo ha chiamato anche in nazionale. Quindi diciamo che il più italiano di tutti è sicuramente Grifo. Ma facciamo un passo indietro e ritorniamo a questo convegno, a questo incontro che è stato abbastanza interessante. Tra l'altro ho visto anche la platea abbastanza folta di addetti ai lavori.
Sì, questo è un corso che la nostra delegazione ha voluto per diversi motivi. Uno dei motivi più importanti è dare qualità a tutte le società che si occupano del settore giovanile. Quindi abbiamo pensato che formare gli istruttori ci consente di poter avere da una parte istruttori più qualificati, e tra l'altro ce lo obbliga anche la federazione, perché da quest'anno con diciamo gli allievi o under 17 c'è l'obbligo del tecnico qualificato, dal prossimo anno anche l'under 15 avrà l'obbligo del tecnico qualificato, e quindi via via anche l'attività di base. Quindi questo corso in un certo senso noi ci prepariamo ad avere i tecnici per poterli poi trasferire e avere le società con i tecnici per poter partecipare all'attività. Prevalentemente e principalmente io dico invece che noi dobbiamo preparare queste nuove leve a poter dare la possibilità ai giovani di crescere, di fare attività sportiva con la giusta mentalità, perché una persona non qualificata adotta sistemi di lavoro poco portati sulla propria esperienza. Io giocavo a calcio e facevo questa attività e faccio fare la stessa cosa ai bambini, erroneamente sbagliato. Oppure pur di vincere adotta sistemi non rispettando le regole, facendo giocare il ragazzino più grande. Magari per loro sono innovativi, invece sono tutte sbagliate. Quindi noi invece con queste nuove leve cerchiamo sicuramente di dare la possibilità ai bambini di crescere in ambiente sano, perché noi cerchiamo la collaborazione con questi nuovi tecnici affinché il bambino possa crescere in un clima sano, senza l'assillo di dover vincere a tutti i costi, l'assillo di diventare un campioncino, ma soltanto con diciamo, l'indirizzo di far divertire questi bambini, di farli giocare, di farli crescere dal punto di vista non solo motorio ma anche sociale, perché ricordiamo sempre che giocare a calcio è un gioco bellissimo, perché contemporaneamente oltre al gioco in sé per sé, ma si fa educazione, socializzazione, rispetto alle regole, tantissime cose. E quindi per concludere volevo dire anche che con queste giovani leve abbiamo la possibilità di allargare il nostro raggio d'azione sulle società. Avremo modo in occasione dei prossimi spazi che ci saranno, perché la nostra è a cadenza mensile, di avere ospiti anche altri nostri amici, anche per approfondire il discorso anche a livello scolastico, che è molto importante, molto interessante. Sì. Sicuramente avremo un dibattito molto più approfondito. Ma stiamo anche programmando con il nostro responsabile dell'attività scolastica, professore Puccio, dei corsi di formazione anche per docenti, perché la nostra delegazione non si occupa solo di calcio, organizzazione dei campionati, ma è impegnata anche nella formazione, nei tecnici e anche nelle maestre, perché riteniamo che formare una persona aiuta non solo il calcio in sé per sé, ma aiuta anche la società in generale. Il reclutamento dei nazionali, come avviene? Lo vogliamo spiegare un attimo ai nostri amici telespettatori? Le nazionali in che senso? Sì, delle nostre nazionali. Allora noi partiamo mandando l'invito a tutte le società, dicendo di inviarci i 3-4 elementi più interessanti. Quindi c'è questo tipo di collaborazione. I più educati, quelli che possono rappresentare la società. La prima fase vediamo tutti. Quindi le credenziali, chiarete. Tecnicamente validi. Nel momento in cui vengono questi giocatori, la difficoltà è enorme, almeno per esperienza personale precedentemente con Stefano, andando noi sui cambi, e con gli staff adesso, perché vengono ragazzi con i vari ruoli, quindi tu devi mettere subito delle squadre in campo con nessun portiere, 5 attaccanti, 8 difensori, quindi difficoltà enorme. Però chi ha l'occhio lungo, chi riesce ad avere esperienza e capisce un po' di calcio, riesce a individuare i ragazzi a formare il mosaico, che sono quelli più utili per la rappresentativa. Dopodiché, dopo che facciamo i primi raduni, a vedere un po' tutti, dando l'opportunità, la possibilità di vedere tutti i ragazzi della nostra provincia, che è molto vasta, quindi molto difficile da mettere insieme, trovare il campo centrale per far venire dalle Cate a Membi insieme contemporaneamente i ragazzi, quindi trovare il campo che sia più idoneo possibile e meno, diciamo, ingombrante per gli altri la difficoltà della distanza. Poi andiamo sullo specifico, andiamo a formare la squadra e quindi lavoriamo su quei 22-24 ragazzi che possono essere, diciamo, quelli che possono rappresentare la nazionale. Sul discorso che voglio ricollegare della scuola, con il presidente Valenti facciamo questo tipo di lavoro sempre, noi andiamo sempre a cercare di capire nelle scuole cosa noi possiamo portare come federazione calcio, perché noi non siamo solo allenatori, ma noi cerchiamo di essere educatori e istruttori, quindi portare il calcio nella scuola significa dare un senso
è un valore al calcio vero, quello che noi predichiamo a livello di base, quindi i ragazzi della scuola media. A tal proposito voglio dire che con il Presidente abbiamo avuto un incontro con il Presidente Gero Drago dell'AIA e a fine mese, il 28 di novembre, verrà un arbitro di Serie A ad Agrigento a fare un corso con i dirigenti dell'AIA. Sappiamo di chi si tratta oppure Sì, ancora? Federico Lapenna, arbitro di Serie A, un emergente, e con il Presidente abbiamo concordato con il Presidente Gero Drago di farlo venire in una scuola a Favara, sulle convenzioni Brancati di Favara, per far incontrare l'arbitro con i ragazzi. Questo progetto l'abbiamo intitolato Diamo un calcio alla legalità, per far capire un attimino chi sono gli arbitri, cosa fanno, come si muovono, come diventano arbitri, i sacrifici che fanno, perché spesso e volentieri noi andiamo a vedere l'arbitro come una persona estranea, una persona che è lì per far rispettare le regole, però allo stesso tempo lo vediamo come un nemico se non è nelle condizioni di favorire il nostro tipo di vedere il calcio. Là c'è da fare tutto un si parte, discorso per le cose che sono successe ultimamente. Dall'alto, quando tu un arbitro lo conosci, te ne accorgi che a me è capitato un episodio un pochettino curioso. L'altro sabato ho visto Juventus Cagliari a Torino e l'arbitro della partita, in un'azione che abbiamo visto tutta al bar, non ha dato un calcio di rigore, quindi prima mi sono arrabbiato così. L'indomani lo incontro all'aeroporto, ci parlo, ci chiacchiero, una persona disponibilista, ho detto questo è un signore, questo è un arbitro, anche se sbaglio, però parlandoci è stato veramente è una un cosa, confronto, è un ragazzo proprio educato, gentile, bravissimo, quindi già tu cambi idea. Quindi noi il nostro discorso qual è con il Presidente Valenti? Incontriamo gli arbitri, incontriamo la società, vediamoci, parliamo, capiamo chi siamo, dopodiché tutta la violenza, oggi un caso che abbiamo detto tutti nel Lazio, una violenza ad un arbitro, è intervenuto pure il ministro Salvini, hanno fermato i campionati del Lazio perché c'era un'aggressione a un arbitro, è una notizia di ieri o di oggi, sì. Ma noi lo facciamo sempre col Presidente Valenti, noi facciamo sempre prevenzione, cerchiamo sempre di far conoscere gli arbitri in modo tale che, come dice sempre Stefano, non guardarli conoscendo che è più difficile andare a scontrarsi, e facciamo un lavoro veramente, e il fatto che nella nostra provincia, specialmente una volta il calcio in terza categoria era di calci, ora è di calcio, abbiamo un livello elevato veramente. Io mi diverto ad andare a vedere la partita del secondo, non è un sacrificio con Stefano che la domenica andiamo a vedere la partita dell'Alessandra l'anno scorso o andiamo a Montallegro quest'anno, ma è un divertimento perché vediamo un bel calcio di terza categoria e vediamo pure delle società che sono cresciute tantissime, quindi siamo contenti, ma non ci fermiamo, andiamo sempre avanti perché non bisogna mai fermarsi, bisogna sempre stare sempre con le antenne dritte e cercare sempre di fare prevenzione e far capire che il calcio è un'altra cosa da quello che si faceva una volta. Carmelita, stai seguendo questi discorsi da salotto? Che te ne sembra? Sì, congiungendomi al discorso che faceva proprio lui in merito a questo episodio che è successo dell'arbitro, non ci dobbiamo scordare che anche loro sono degli atleti, anche loro fanno il loro percorso come noi da calciatore e loro come arbitro, e poi dietro c'è un grandissimo lavoro, soprattutto anche noi che stiamo facendo questo corso, che dobbiamo imparare tutti questi regolamenti, cioè non è semplice. Ci stare dall'altra parte della barricata. Sì, infatti, quindi non vedere l'arbitro come colui che deve necessariamente... pronto a punire e basta. Sì, infatti, ma è là per fare rispettare le regole. E quindi anche su questo si sta lavorando molto sul settore giovanile e per noi anche allenatori, sviluppare diciamo, la filosofia e gli obiettivi principali che sono l'etica e il fair play. E dipende anche da noi il modo di comportarci, perché comunque i bambini ci vedono come un leader, sono là che prendono i nostri esempi e se noi non siamo i primi a dare esempio anche loro si perderanno. È chiaro. No. Va bene. Va bene. Tonino, e allora? Diciamo che non solo i campionati della FIGC, ma diciamo tutti i campionati sono iniziati. Ecco, mi voglio allacciare un attimino a quello che è l'opera degli arbitri, che tante volte noi guardiamo come coloro che ripetutamente fischiano per punire, cioè loro fischiano per punire, e quindi essendo che sono così cattivi qualche volta qualcuno si ribella.
questo, come diceva Stefano, come diceva Angelo e come diceva Carmelinda, non deve succedere, non deve succedere. Io vengo dai campi di calcio, ho fatto il dirigente di società, Stefano mi conosce, e ho cambiato completamente atteggiamento e pensiero su queste cose, perché a volte uno è accecato, perché fa tantissimi sacrifici, perché la domenica vuole vedere la sua squadra vincere e ogni cosa, a volte si diceva che questo è prevenuto, non è così assolutamente, perché tra le altre cose mi trovo invischiato in una situazione particolare, perché mia figlia Ilaria, che ha 16 anni, ha fatto il corso d'arbitro, ieri ha arbitrato, e Salvatore, a cui piace tantissimo il calcio, si sta facendo stasera, e all'AIA che sta facendo il corso d'arbitro. Questo non significa niente, è uno sport, fare l'arbitro è uno sport. Questi ragazzi così fanno tanti sacrifici anche loro, sono dei ragazzini, sono degli esseri umani che possono sbagliare, però tutti, diciamo, quando andiamo in un campo di calcio dobbiamo avere il rispetto delle regole, perché se abbiamo il rispetto delle regole degli avversari non succederà mai nulla. Noi seguiamo il calcio giovanile, seguiamo il calcio di terza categoria. Io ero a Ioppolo, un ragazzino di 18 anni che arbitrava in terza categoria, il cui livello è cresciuto tantissimo, come ha detto Angelo, invece che magari in un campionato d'eccellenza dove ci sono altro tipo di interessi e si gioca più a calcio, tra virgolette, il giocatore tiene più a bada, là c'è l'irruenza di andare a giocare per divertirsi, e magari si chiacchiera troppo in campo, però ho visto grande rispetto. È finita la partita, noi come delegazione abbiamo dato mandato agli arbitri di chiamare le squadre al centrocampo. Sabato scorso c'è stata pioggia intensissima, le due squadre quando ha fischiato l'arbitro è finita 1-2, ha vinto la squadra, sono rimasti al centrocampo, si sono salutati, e questa, diciamo, è la vera vittoria dello sport, perché lo sport deve essere questo. Inutile andare a fare talune sceneggiate, talune situazioni che abbiamo visto questo fine settimana, qualcosa di sgradevole nel campionato di eccellenza, quando poi magari andando al corso UEFA C la sera, diciamo che c'erano questi illustri ospiti, qualcuno dei vecchi che erano seduti là ha rimarcato l'esempio che ha dato anni fa Stefano Valente al torneo delle regioni, quando in una situazione del genere ha consentito alla squadra avversaria di fare gol, perché avevano fatto gol quando un giocatore aveva proseguito un'azione. Cioè, questi sono gli esempi che vanno dati al calcio. Il calcio è un gioco, si serve a divertire, e l'arbitro va assolutamente compreso, anche quando sbaglia, secondo il mio punto di vista. Deve finire tutto magari in cosa hai fatto, cosa non hai fatto, ma mai alzare le mani, perché è stato stamattina è stato, diciamo, tra virgolette vergognoso sentire, no vergognoso l'intervento del ministro Salvini, è stato vergognoso vedere un ragazzino che è ricoverato in ospedale con la testa rotta, eccetera eccetera. Cioè, uno che va a lasciare un figlio, o il figlio va ad arbitrare e poi andare in un ospedale è la cosa più sgradevole che ci possa essere, come la rissa tra i giocatori. Diceva bene Angelo, noi quando facciamo le rappresentative, l'anno scorso abbiamo dato dimostrazione non solo di arrivare primi con gli allievi, arrivare in semifinale con i giovanissimi, ma i giovanissimi hanno passato un turno per una questione di ammonizioni, cioè che poi alla fine il regolamento prevede che a parità di punti, a parità di gol fatti e subiti, si vanno a vedere le ammonizioni, e noi siamo stati anche bravi a dimostrare in Sicilia che ci teniamo veramente ad essere leali e corretti, e mantenere sempre la calma, e cercare, se c'è qualche ragazzino che vuole andare oltre le righe, di fargli capire che lo sport è ben altra cosa. C'è una squadra che l'anno scorso ha vinto, si è giudicato il premio Fair Play, il premio disciplina, ed è proprio il Montallegro. Non a caso, ecco, come prima puntata abbiamo voluto un rappresentante del Montallegro Calcio, appunto per dire, intanto per dire bravi perché vi siete comportati bene, ma mi sembra che questa sia diciamo una tradizione che continua, cioè a fine gara, per esempio domenica scorsa con l'Atletico Licata, che voi avete vinto 2-1, ecco, a fine gara c'è stato il terzo tempo. In che cosa consiste? Spieghiamo ai nostri telespettatori. Allora, innanzitutto voglio precisare che il nostro presidente Massimiliano Scalia ci tiene moltissimo al terzo tempo, ma ci tiene tanto per qual motivo? Perché il terzo tempo non è
mangiarsi due dolcini e star lì e andare via. Il terzo tempo è quell'attimo che ti dà la possibilità di conoscere l'avversario, discutere di quello che è successo in campo, parlare anche con l'arbitro e dire: arbitro, ma per quale motivo non ha visto quel rigore? Oppure, ma scherzosamente, ridendo, ed è un modo che ci permette di crescere e soprattutto capire che l'arbitro forse in quell'istante non ha visto, oppure stava guardando da un'altra parte. Cioè, siamo tutti esseri umani e fondamentalmente possiamo sbagliare, e in quell'occasione, soprattutto nel terzo tempo, vi è la possibilità di rimediare anche ad alcuni errori. Cioè, a volte è capitato che dei nostri giocatori oppure della squadra avversaria, nell'attimo concitato mentre giocavano a calcio, una parolaccia oppure una pedata, dovevi andare a pigliare il pallone ma hai dato la pedata all'avversario, e in quell'occasione ti permette di chiedere scusa, di conoscere l'avversario, di fargli capire che quell'istante è stato soltanto una maniera, diciamo, quell'attimo agonistico, che nel momento in cui dovevi andare a pigliare la palla hai preso il piede dell'avversario e non hai potuto dire scusa in quell'istante perché eri accecato dall'adrenalina, e invece con una birra o con una Coca-Cola e tant'altro hai la possibilità di rimediare a volte e parlare con l'avversario e cercare di costruire sempre una situazione reale, che poi fondamentalmente è quella che ti permette di accrescere. Allora, partiamo sempre di terza categoria. Abbiamo seguito, grazie a Tonino Butera, una partita di terza categoria che si è giocata a Ioppolo Giancaxio, tra il locale Ioppolo e la squadra del Città di Ribera. Ha vinto quest'ultima 2-1 fuori casa. Vediamo cosa è successo, ma dobbiamo anche dire che abbiamo due interviste, una fatta da Alessandro Di Mora, che è il capitano del Città di Ribera, e poi l'autore del gol della bandiera, che è stato segnato da Raffaele Castaldo. Invito la regia di mandare in onda appunto queste due interviste. Raffaele Castaldo, esterno d'attacco del Ioppolo, oggi avete perduto 2-1, tu sei stato una migliore in campo, forse è un Ribera troppo forte, soprattutto in difesa, da superare. Sì, ma anche perché c'era anche il campo che non andava troppo bene, e poi niente, noi abbiamo fino all'ultimo a cercare di segnare. Io ho anche segnato, diciamo, fortunatamente, però niente, come prima ci siamo stati un po' deludenti, però dai, può essere che la prossima ci rifacciamo. Più che deludenti, direi avete fatto, diciamo, la vostra parte. Dobbiamo dire che anche c'era un avversario abbastanza agguerrito di fronte. Sì, soprattutto il centrocampo, perché erano abbastanza organizzati, perché sia la difesa che il centrocampo andavano molto bene. Di Ioppolo, Città di Ribera, finita 2-1 per la squadra del Città di Ribera. Siamo col capitano del Città di Ribera, Alessandro Di Mora, una vecchia conoscenza del calcio agrigentino, ha giocato tanti campionati in promozione, in eccellenza. Alessandro, si inizia una nuova avventura, l'avete iniziata bene oggi. Sì, diciamo che come prima uscita non c'è male, siamo andati subito in svantaggio, però come ben visto è una squadra giovane, con 2 o 3 soli elementi di spicco. Diciamo che come prima, ripeto, come prima uscita è andata bene, in un campo proprio pesante, quasi al limite della condizione, diciamo bene, dai, come prima. Che obiettivi si pone questa nuova società? Perché dobbiamo ricordare che Ribera ha visto i fasti anche della Serie D, si riparte dopo la rinuncia alla promozione con un campionato di terza categoria che comunque è sempre dignitoso iniziare a partire anche dalle zone basse, diciamo, del calcio dilettantistico, per poi poter risalire, anche perché ho visto avete moltissimi giovani, alcuni li conosco perché li abbiamo avuti in rappresentativa. Sì, tu sai benissimo, l'ambiente di Ribera è un po' sfiduciato dopo che ha visto la Serie D in campi professionisti, però ora
Dobbiamo solo ringraziare queste due società, sia Francesco Talluto che il signor Pepperiggi, una storia del calcio riberese, che hanno dato l'opportunità principalmente a questi tutti i ragazzi, tanti locali, di avere queste due squadre e divertirci prima di tutto. Poi per quanto riguarda le aspettative tu sai benissimo, a Ribera sono tante, però noi ci stiamo solo divertendo. Le immagini di questa partita di terza categoria, vedete, noi cerchiamo di dare spazio quanto più è possibile anche alle squadre, diciamo, di categorie inferiori. Stefano, parliamo un attimo di calcio a 5, anche perché ci sono le rappresentative che si stanno muovendo abbastanza bene e quando prima ci sarà anche il debutto in questo campionato che si chiama il Torneo Patti. Torneo Patti, sì. Praticamente si parte non solo con l'attività dei nostri campionati, ma si parte anche con le rappresentative provinciali. Queste sono rappresentative provinciali che servono di preparazione per le regionali che poi parteciperanno al torneo delle regioni. Quindi queste nostre rappresentative iniziano, diciamo, subito. Abbiamo poco tempo per preparare, anzi i nostri tecnici hanno poco tempo per preparare la squadra, i ragazzi, perché in pochissimo tempo dobbiamo essere già pronti per poter giocare. E questo succede già da venerdì con il calcio a 5, la prendeva calcio a 5 con Cecchi Giardina, che faranno la prima gara. La prima gara si giocherà allo Sport Village, dove gioca l'Agras Futsal, e qua le ringraziamo anche per la grande disponibilità che ci dà quando li contattiamo per qualsiasi cosa. La prima partita si farà, dicevo, allo Sport Village venerdì alle 15:30 con la delegazione di Enna Caltanissetta, visto e considerato sarà che molto interessante seguirlo. Sarà interessante perché noi partiamo sempre, dico io, svantaggiati dal punto di vista tecnico, perché Mister Giardina ha poche società di calcio a 5 nella nostra provincia, quindi ha poca possibilità, tra virgolette, di scelta. Invece Enna, lasciamo magari per un attimo Caltanissetta, che quest'anno anche loro hanno pochissime società, infatti è stata abbinata queste due delegazioni per poter fare un campionato, un torneo, diciamo, anche veloce con l'assemblamento delle delegazioni. Quindi giocheremo contro la delegazione di Enna e la prossima settimana si parte con il torneo nostro bucato, quindi saremo impegnati giovedì prossimo a Favara con sia gli allievi che con i giovanissimi, chiamiamo sempre allievi giovanissimi, adesso li chiamano Under 17 e Under 15, giochiamo con il Ragusa. Questi sono, diciamo, gli appuntamenti in vista dei nostri impegni con le rappresentative, e quindi è chiaro che noi ci adoperiamo per far sì che questi ragazzi possano avere la possibilità di confrontarsi con la massima serietà e correttezza e avere la possibilità di mettersi in mostra con questi tornei. Siamo alle battute finali, un'ultima domanda ad ognuno dei nostri ospiti, risposte brevi, dopodiché passeremo anche ai saluti. E allora, la collaborazione con la società, poco fa tu hai accennato, caro Angelo, della collaborazione con le società. Ecco, come sta andando, se è migliorato rispetto agli anni scorsi? Sì, sta andando bene quest'anno, è migliorata nei confronti degli anni scorsi, le società rispondono bene quando noi li chiamiamo, c'è un rapporto di fiducia che negli anni va crescendo sempre più, hanno capito qual è il nostro, diciamo, target, il nostro modo di vedere il calcio, il valore che noi diamo al calcio, hanno capito che noi vogliamo solo valorizzare e teniamo al centro, mettiamo solo i ragazzi, non abbiamo altri tipi di interessi e che facciamo tanti sacrifici. E lo facciamo per dare la possibilità ai loro ragazzi, che sono i nostri ragazzi, di esprimersi nel miglior modo possibile senza condizionamenti. Questo hanno capito, che non c'è nessun tipo altro discorsi da fare e da capire sottintesi, e per questo motivo ci danno fiducia e ci portano i ragazzi con piacere. E questo noi poi ricambiamo con la massima professionalità e con il lavoro dei tecnici, che sono veramente in mano il lavoro che fanno. Carmelinda, un messaggio alle giovani calciatrici che vogliono intraprendere questa disciplina? Sì, sicuramente seguire il loro cuore, perché il calcio nasce da dentro, è una passione, lo si deve sentire,
Però a prescindere da questo io dico lo sport è vita, qualsiasi percorso si vuole intraprendere, non necessariamente deve essere il calcio, perché se noi infatti riusciremo a essere degli educatori dei primi calci, dei pulcini, non necessariamente devono poi formarsi dei calciatori, delle calciatrici, perché già è importante fare comunque un percorso fisico-motorio. Poi più in là, nel momento in cui si acquisiranno delle certe competenze tecniche e tattiche, allora saranno loro a decidere se il calcio è il loro percorso da seguire. Però la cosa più importante che mi preme dire è che spero che si riuscirà a cambiare un po' la mentalità, perché si fa sempre questa distinzione tra i maschi e le femmine. Il calcio è per tutti, è uno sport, in quanto tale deve poter essere seguito da tutti. I genitori abbiamo una bella nazionale femminile, abbiamo una bella nazionale femminile. Sì, infatti, sicuramente adesso dovrebbe servire da esempio, da traino. Sì, e sicuramente però mancano ancora i diritti televisivi in modo da far vedere un po' più di calcio femminile, sì, perché purtroppo per raggiungere la vera parità ci vorrebbe proprio una rivoluzione culturale, l'imposizione proprio di un pensiero complementare, non antagonista a quella maschile. In ogni caso qualche passo è stato fatto. Sì, sicuramente qualche passo è stato... È importante. Sì, sì. Bene, Tonino, e allora? Io non sapevo che tu hai indirizzato i tuoi figli a fare gli arbitri. Vabbè, una parentesi per dire che io ero agguerrito contro gli arbitri. Io ti devo dire, e sono andato a finirci dentro. Conoscendoti, certamente tu non l'avresti fatto l'arbitro. Un rapporto assolutamente con il settore arbitrale, perché condivido con loro una passione che è questa per il calcio e facciamo tanti sacrifici a costo zero e quindi ci fa piacere farli. Ma è piaciuto il tuo mea culpa? Sì, poco fa sei stato chiarissimo. Uno si pente di quello che ha fatto. Comunque, a parte gli scherzi, diciamo che è un movimento agrigentino di calcio che secondo il mio punto di vista sta andando discretamente bene. Noi vogliamo sempre migliorarci, il Presidente è una fucina di nuove idee, fa le proposte a livello regionale che poi molto spesso vengono accettate. Colgo l'occasione per salutare tutti gli altri amici della delegazione, in particolare a Toto Patti che ha avuto qualche piccolo problema di salute. Anche già noi comunque si è ripreso alla grande, ci siamo sentiti. Totò, vieni subito perché dobbiamo organizzare il beach soccer per quest'estate, lo dobbiamo incrementare perché dobbiamo fare scendere le ragazzine in campo, dobbiamo fare il beach soccer anche per le ragazzine quest'anno. Do quest'idea a Totò, Totò ci seguirà sicuramente. Bene, e allora noi ringraziamo anche il Giuseppe Cuffaro per la sua disponibilità. Ecco, se dovessimo lanciare un messaggio ai tifosi di Montaleco, cosa potremmo dire? Quest'anno ce la facciamo andare in seconda, sì o no? Stateci vicini e ne vedrete delle belle quest'anno. Speriamo in bene allora. Speriamo in bene, speriamo in bene. Bene, a questo punto noi chiudiamo questo spazio, la prima puntata di questo spazio FIGC a Agrigento. Orientativamente ci rivedremo a metà di dicembre, verso l'11, che sarà sicuramente un martedì, che è il giorno ideale per andare in onda. Noi ringraziamo Stefano Valenti per la sua presenza, anche quella di Angelo Caramanno, la nostra Carmelinta, e poi abbiamo Tonino Butera e Cuffaro, a cui auguriamo un buon percorso in questo campionato. Grazie per la cortese attenzione, ci rivedremo in occasione dello prossimo spazio, il secondo, verso la metà di dicembre. Buonasera a tutti.